Traffico in aumento lungo la 4 con il numero dei veicoli e mezzi che ha raggiunto e talvolta superato quelli pre-Covid del 2019, a dirlo l'ultima indagine condotta dalla concessionaria autostrada Brescia-Padova. Il 2022 più o meno è iniziato nella stessa maniera, siamo ancora un pochino sotto rispetto al 2019, ma sempre sulla componente leggera, mentre sulla componente pesante continuiamo a essere superiori al 2019. Già dal 2021 sostanzialmente il traffico è ritornato quasi a valori pre-pandemia. Nel 2021 siamo stati leggermente inferiori al 2019, noi come riferimento usiamo sempre il 2019 che è l'anno diciamo, senza il Covid. E l'anno scorso abbiamo avuto circa un 9% in meno di traffico complessivo, però la cosa significativa è che abbiamo avuto un 13% in meno sul leggero, ma addirittura positivo sul pesante. Cioè in realtà il pesante è addirittura tornato a valori e ha superato valori pre-Covid. Segnale che mette in evidenza in particolare di come il traffico leggero al momento risenta molto anche del caro carburanti. Che ha inciso tantissimo, e poi le abitudini sono cambiate, c'è lo smart working, c'è stato un afflusso turistico inferiore, però ottimisticamente diciamo che stiamo tornando ai valori pre-Covid. Si rafforza invece la circolazione del traffico cosiddetto dei mezzi pesanti. Il traffico diciamo, industriale sta girando piuttosto significativamente. E con l'aumento del traffico autostradale tra tutti emerge infine un altro dato, la distrazione per l'uso del telefonino tra le cause del 50% dei sinistri mortali. Lo chiamiamo osservatori stile di guida, praticamente con un'azienda specializzata su questo tipo di servizio facciamo un rilievo con postazioni fisse e mobili. Postazioni fisse ovviamente sono come degli autovelox che controllano alcuni indicatori. Mobili banalmente è proprio una macchina che in maniera anonima gira lungo l'autostrada e rileva i comportamenti degli utenti.